Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Vai al video. Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato dell'acquisto di Luca Marianucci durante la trasmissione Buongiorno Napoli su Radio CRC. Marianucci? Continuate a prendermi in giro perché l'ho elogiato, che il testo è stato scritto dalla gente, ma poi vedremo se va bene o no, poi ne parleremo. Il tempo è galantuomo, certo. Ho visto con i miei occhi che va bene e poi ne parleremo e vedremo chi ha ragione. Come l'anno scorso, quando quello dell'Atletico Madrid non è arrivato, quel fiasco voleva 4 milioni di euro, non dico nemmeno il suo nome, Ermoso, NDR. È la solita storia, dicevano, non ha mai giocato per la Roma, ma senza di lui sembravamo finiti. Ho detto che non serviva e mi avete tirato addosso un sacco di merda, ma alla fine chi aveva ragione? Voi siete dei lanciatori di freccette permanenti. Il Napoli ha ingaggiato un grande difensore, poi un campione come De Bruyne, e sono sulla buona strada per trattative importanti, anche quella di Wanlu, perché solo un giocatore sotto i 10 anni può essere inserito. Lascia un mi piace al video così che YouTube ti notifichi i prossimi video di Channel 1, grazie. Continua. Edinson Cavani, attaccante del Boca Juniors, è stato impegnato ultimamente negli Stati Uniti, al Mondiale per club, ovviamente con la sua nazionale. L'ex giocatore del Napoli ha rilasciato un'intervista a DAZN, in cui ha parlato anche dei suoi anni al Napoli. Uno dei ricordi più belli è la Coppa Italia che abbiamo vinto con il Napoli. Abbiamo battuto una rivale storica, la Juventus, una squadra che fino a quel momento era rimasta imbattuta per tutta la stagione. Non avevano mai perso prima e li abbiamo battuti 2-0 in finale. È stata una partita che mi resterà impressa per sempre. Credo sia stato uno dei 2 ricordi più belli della mia carriera. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!